Siamo a Smart Energy Expo, la prima fiera dell'efficienza energetica di Verona, in diretta dal Media Center della rete d'impresa Energy and Life. Siamo in compagnia di Massimiliano Dal Corso, il Product Manager di ICI Caldaie. Ci vuoi spiegare un po' il tuo intervento di oggi sull'efficienza energetica delle centrali termiche? Sì, allora l'intervento riguardava appunto come un'industria può efficientare la propria centrale termica. Ehm, Perché uno dei temi su cui diciamo, oggi vi è più dibattito è come l'industria all'interno di una crisi globale, crisi economica e produttiva, possa trovare una strada per andare ad efficientare i propri cicli produttivi per diventare più interessante diciamo, sul mercato. La sostituzione di bruciatori, la sostituzione di generatori ad acqua calda, acqua surriscaldata o vapore possono essere certamente l'inizio, insieme all'installazione di macchinari particolari che possono essere economizzatori che permettono ad un'azienda di mantenere il proprio ciclo produttivo andando contemporaneamente però a risparmiare combustibile utilizzato per far andare il processo produttivo stesso. Perché per le industrie è importante l'efficientamento delle loro centrali termiche? Ma fondamentalmente per tre motivi. Il primo, il risparmio del combustibile, il secondo, un risparmio conseguentemente economico, il terzo perché gli investimenti adottati dalle industrie per efficientare la propria centrale termica hanno una ricaduta molto positiva in termini di redditività del capitale investito.